Mattina a scuola si dedicano i primi 10 minuti al buongiorno, toccando temi di attualità e non. Oggi Federico si propone per farlo. Il fine settimana vado a pescare vicino a casa mia e molto spesso mi capita di rientrare senza aver pescato nulla, oppure di prendere al lamo immondizie. Inoltre, sempre più spesso, mi capita di vedere schiume dense e rifiuti galleggiare lungo il tratto di fiume dove di solito vado. Ho proposto alla classe di fare una ricerca sull'inquinamento delle acque e su cosa sia possibile fare per ridurlo. Molti sono stati gli articoli trovati in rete sull'inquinamento e l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, indica che le principali emissioni inquinanti in termini di scarichi puntuali e diffusi, sversamenti, perdite che determinano l'alterazione dello stato di qualità delle risorse idriche, sono prodotti dai settori agrozootecnico, industriale, civile e turistico. Nonostante l'attenzione riservata da tempo alla depurazione delle acque reflue, si vedono ancora delle zone maleodoranti e inquinate. Dopo averne parlato una mattina in classe, ci è venuto in mente lo stagno dell'istituto, con evidenti punti di criticità. E come questo molti fossi della zona. Abbiamo provato ad analizzare l'acqua e i valori di nitriti e nitrati, erano molto alti. Ci siamo documentati e una tecnica spesso utilizzata è la fitodepurazione. Per fitodepurazione si intende l'utilizzo di piante specifiche come unità funzionali biologiche per il miglioramento della qualità delle acque reflue. È una tecnica ampiamente diffusa a livello mondiale. Rappresenta un'alternativa e in alcuni casi un aiuto alle tradizionali tecnologie di trattamento dei reflui. Dopo esserci confrontati, abbiamo pensato di progettare a scuola un prototipo di sistema di fitodepurazione per un mini acquario e di verificare con delle strisce reattive il corretto funzionamento di questo impianto. Abbiamo pensato ad una colonna su cui collocare le piante in modo che queste possano avere lo spazio necessario per svilupparsi. Le piante che abbiamo scelto sono le pothos, il cui apparato radicale immerso in acqua è in grado di depurare le sostanze organiche presenti. La struttura che sostiene le piante è stata forata in officina utilizzando una macchina a controllo numerico, dopo averla programmata. Utilizzando una stampante 3D sono stati stampati i supporti e i componenti da noi progettati che sostengono i contenitori e le piante. Sono state usate bottiglie di plastica riciclate e sagomate per contenere le piante. La fonte di inquinamento dell'impianto sono i residui organici dei pesci. Abbiamo fatto presso il laboratorio chimico dell'istituto un'analisi di tipo colorimetrico per leggere i valori dei nitriti e nitrati dell'acqua che avevamo prelevato nello stagno e nel nostro prototipo. Questi sono i risultati. Abbiamo incontrato l'ingegner Piero Zanetti del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che ringraziamo, e gli abbiamo posto alcune domande. Sappiamo che negli ultimi anni il Consorzio ha realizzato bacini di fitodepurazione. Ne sono previsti altri? Grazie per la domanda. Diciamo che da circa 20 anni il Consorzio Acque Risorgive ha cominciato un'attività piuttosto intensa grazie a finanziamenti per la salvaguardia della laguna di Venezia che hanno previsto la realizzazione di molti bacini, in primis con lo scopo della fitodepurazione. Noi come ragazzi e futuri cittadini cosa possiamo fare per impattare il meno possibile sul nostro ecosistema? La cosa davvero fondamentale a mio avviso è l'educazione al rispetto dell'acqua.